Buona giornata, bentrovati, eccoci al nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport sulla web tv www.venetoglobe.com. Lo spazio è quello dedicato allo sport, appunto, che trovate poi anche in versione on demand disponibile per tutti voi. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, ancora per il momento limitati alla provincia di Belluno, che salutiamo, e naturalmente tra poco ci allargheremo a tutto il nostro Veneto con la nostra copertura e le nostre notizie. Andiamo ad iniziare allora con la nostra prima notizia. Si parla di Giochi Olimpici, vedete il governatore del Veneto Luca Zaia, si parla di Giochi Olimpici con un piano B che è spuntato proprio in queste ore. Archiviato il tridente, nuovo modulo, Milano-Cortina. Giorgetti ha bocciato la candidatura infatti a 3. I governatori Fontana e Zaia, che vedete, hanno lanciato un'alternativa, l'alternativa Lombardo-Veneta, ma il governo non dà soldi. Si parla di pallavolo maschile perché ieri sera c'è stata la quinta vittoria continuativa per quanto riguarda la formazione di Blengini, vittoria contro la Slovenia 3-1 dopo aver perso il primo set, sofferenza e poi muri, ma tanta pazienza per l'aver ragione degli sloveni. 5 successi, vi dicevo, verso la terza fase, Italia adesso alla seconda fase a Milano con Olanda, Russia e Finlandia. Questo è il girone, si inizia venerdì sera affrontando la Finlandia. Il volley, quello femminile, invece è in attesa del prossimo mondiale 29 di settembre. L'Imoco Volley Conegliano è in attesa di Robin de Cruyff, la sua giocatrice che non è stata convocata dalla nazionale olandese, che quindi continuerà la sua preparazione fisica, tattica, tecnica in quel di Treviso agli ordini dello staff sanitario appunto di Santarelli. A proposito di Imoco, sabato il match contro le giapponesi in tournée, la prima squadra ha giocato parzialmente soltanto il primo set e qualche scampolo del secondo, poi turnover con le molte giovani che si sono messe in mostra molto bene. Andiamo a sentire com'è stato questo primo assaggio di nuova stagione dalla capitana e palleggiatrice Aja Volos. Eccola. Prima partita, insomma, come vi è sembrata dopo solo 2 settimane di allenamento? È sembrato un po' duro perché giocare contro la squadra di Giappone è sempre duro e intenso, diciamo, perché difendono tanto, quindi tutte le situazioni vanno veramente lunghe, no? Sono veramente lunghe, ma per noi questo era proprio perfetto per iniziare. È sicuro il risultato non è importante in questo momento. Nel primo set a un certo punto tra te e Fabris sembrava di essere l'altro di non esserci mai fermati. Sì, con Samantha secondo me abbiamo questo feeling che è dall'anno scorso, adesso proprio abbiamo bisogno solo di allenare e stare bene fisicamente, secondo me. Le giovani come ti sono parse? Per me è una grande sorpresa perché le giovani tipo under 18 e per me sono veramente forti e brave ragazzine, specialmente Emma, Banda, ma anche nostra libero Ele è veramente molto forte in difesa, anche oggi ha dimostrato veramente grandi difese, ma anche altre sono veramente brave, quindi c'è un grande futuro secondo me davanti loro. Sì, davanti loro. Giusto, davanti loro. Sei bravissimo. Basta. Posto? Grazie. È un po' insomma la linea di Santarelli, la linea della palleggiatrice Aja Volos, che ha detto anche lei, come Santarelli l'altro giorno, che si lavora con molte prospettive visto le giovani che ci sono dietro la prima squadra. Allenamento speciale intanto per questo venerdì, per il prossimo venerdì, vedete Santarelli, che sarà alla palestra di Istrana. S'aggerà la nuova palestra comunale di Via Capitello, ospite della pallavolo
pallavolo Istrana e del comune stesso. Dalle 17 alle 19 coach Santarelli allenerà quindi le Pantere sul parquet di via Capitello, a seguire i saluti del sindaco di Istrana Maria Grazia Gasparini e dell'assessore allo sport Luciano Figuera, accompagnati dal presidente della pallavolo Istrana Giacomo Nigido. Dopo i saluti di possibilità per tutti i presenti di conoscere le campionesse dell'Imoco Volley e di avvicinarle per autografi e selfie. Rimaniamo sempre nell'ambito di Imoco e di Chioine Padova, vedete lo splendido palazzetto dello sport padovano. C'è una sinergia per la promozione del volley veneto tra la Imoco Volley Conegliano e la Chioine Padova di A1 maschile, le due realtà più importanti del Veneto nei rispettivi ambiti femminile e maschile, che si uniscono per promuovere il volley nel territorio regionale, creando una sinergia che permetterà al pubblico di entrambe le società di avere un trattamento di favore sotto forma di scontistica biglietti ed abbonamenti per le gare casalinghe al Palaverde di Villorba e alla Chioine Arena di Padova. Passiamo al calcio adesso, sono iniziate le coppe per le squadre italiane, il Champions a tutto ritmo a San Siro. Inter Tottenham è finita 2-1 dopo la paura dello svantaggio iniziale, pareggio di Icardi e poi vittoria con il gol decisivo di Vecino, segna sempre lui. A Belgrado invece contro la Stella Rossa il Napoli di Ancelotti ha dominato la partita al Maracanã di Belgrado, però non è passato ed è un'occasione veramente persa. Stasera tocca a Juventus che gioca a Valencia e la Roma invece che va al Bernabeu per affrontare il Real Madrid. Passiamo alla Serie A, dove questa sera si recupera la partita della prima giornata rinviata per il crollo del ponte maledetto, il ponte Morandi, a Genova tra Sampdoria e Fiorentina. La quinta giornata della Serie A inizierà poi venerdì 21 con Sassuolo-Empoli. Andiamo in Serie B, dove Cittadella è al comando davanti a tutti, anche in questo caso si ricomincia venerdì 21 con Benevento Salernitana. La Serie C ha giocato ieri sera, è andata in campo con la modalità spezzatino per concludere la giornata. In campo il Pordenone, di cui vedete il marchio, Pordenone che ha battuto il Fano per 2-1, e poi ha giocato anche la Triestina al Nereo Rocco di Trieste. La Triestina, ecco i suoi tifosi, ha vinto per 2-0 contro il Vis Pesaro. Serie D che continua con la seconda giornata, la compagine di Feltrin del Montebelluna è andata a essere sconfitta ad Este per 4-1 e adesso attende il Chions in casa la prossima gara. Tra l'altro la partita Chions-San Giorgen è stata rinviata proprio oggi alle ore 16 nel pomeriggio, si giocherà questa gara per recuperare. Passiamo all'eccellenza, il girone B, anche qui siamo alla seconda giornata e allora concentriamoci su Porto Mansuè Lia Piave, che è stata senza dubbio il match clou della scorsa domenica. Sentiamo oggi il tecnico del Lia Piave, Mauro Tossani. Con mister Tossani al termine di questa gara un risultato che chiaramente non la soddisfa, però dopo 20 minuti del primo tempo già dover cambiare due uomini e cambiare un po' l'assetto, diciamo che è dura. Sì, più che altro, allora, come già ho detto domenica, sono gare condizionate tantissimo dal caldo, c'era un caldo incredibile. E poi noi giocare contro questa squadra qua, allora è una squadra molto fisica, noi abbiamo commesso l'errore dopo i 20 minuti iniziali, dove abbiamo fatto girare la palla anche molto in fretta, di accettare la partita sul piano fisico, su quello che volevano loro, lì abbiamo sbagliato. Nel secondo abbiamo cercato di modificare qualche cosa, ma non ci siamo riusciti. Però è stata una partita secondo me molto brutta dal punto di vista tecnico, perché non si sono visti due passaggi di fila, contrasti, palle, seconde palle, chi arrivava prima aveva ragione, insomma. E loro in questo sono stati più bravi, hanno fatto 2 gol, noi no. Però diciamo che questi è stato condizionato dal dover cambiare, insomma, fai una formazione, la studi così, ha dovuto cambiare. Certo che soprattutto il fatto di dover cambiare un 2000, noi siamo abbastanza corti lì, ci ha condizionato un poco. Ciò non toglie che noi la partita dobbiamo giocare in un altro modo, invece l'abbiamo interpretata malissimo, noi dobbiamo interpretarla tecnicamente e invece l'abbiamo interpretata fisicamente e lì l'abbiamo persa.
Palle buttate in avanti, Furlan, guerra, sì. Guerra. È stata una partita che buttavamo questa palla qua, noi e loro, si andava in guerra e se si va in guerra, ma questa è una squadra che fisicamente è come giocare un incontro di boss fra un massimo e un welter, e noi siamo il welter. E allora un punto in 2 partite, si riparte, insomma. Sono 2 partite dove ci sta anche, ad esempio, anche 0 punti, abbiamo giocato contro Treviso, che secondo me è una signora squadra, questi sono bravi e secondo me alla lunga non meritavamo di perdere questa gara qua, però l'abbiamo persa e quindi stiamo lì, adesso cerchiamo di migliorare dove stiamo facendo male, soprattutto nel gioco offensivo dove non riusciamo a fare gol, perché abbiamo fatto gol su palla inattiva oggi, contro il Treviso non abbiamo fatto gol ed è un peccato perché davanti abbiamo tanta qualità e che non la esprimiamo, facciamo fatica a giocare insieme, cerchiamo poco il dialogo e quindi bisogna lavorare lì. Si può consolare, la previsione che mi aveva fatto del San Giorgio Sedico è già centrata. Questi sono molto bravi, ripeto, questa è una squadra che secondo me non ha niente da invidiare né alla Luparense, né alla Mestre, né a loro, né a questi qua, questi del Porto Mansuè che secondo me hanno, soprattutto nei cambi, cioè loro hanno fatto entrare, tolto Carraro, hanno fatto entrare Agan, si chiama mi sembra, che è eccezionale, che secondo me è molto bravo. Hanno fatto entrare Tartalo per esempio, e che è un cambio di lusso anche questo, voglio dire, loro hanno anche una rosa costruita secondo me per arrivare fino in fondo ai vertici della classifica. Bocca al lupo, mister. Lunga vita al lupo, grazie a voi. Quando ho detto un punto in 2 partite, forse saranno 3 punti in più, forse saranno 4, perché con il Treviso c'è questo ricorso per la posizione di Djukic, il giocatore del Treviso che non avrebbe potuto giocare, quindi lì a Piave ha fatto ricorso. Vedremo come andrà a finire nelle sedi competenti, lo diceva anche ieri il presidente Visentin nella nostra intervista. Questa sera intanto turno di Coppa Italia per le compagini proprio dell'eccellenza. Alle 20:30 l'ultima chiamata per gli ottavi di finale. Treviso, di cui parlavo poco fa, già qualificata, è l'unica. Per gli altri si gioca proprio per trovare il passaggio del turno. La partita clou senza dubbio vede ancora il Porto Mansuè citato ed è sicuramente Liventina Porto Mansuè. È una partita in cui si deciderà il passaggio. Spiccano anche comunque Nervesa Istrana, Union Pro Mestre e Vittorio Veneto Union QDP. In bocca al lupo a tutte le compagini che scenderanno in campo questa sera a partire dalle 20:30 per l'eccellenza. Andiamo a parlare di basket adesso. La TVB Basket Treviso, dopo il secondo posto al torneo di Caorle, svolge degli allenamenti in questa settimana a Sant'Antonino. Sabato e domenica torneo di Monfalcone e sarà l'ultimo test prima proprio della Supercoppa di Bologna. Abbiamo esaurito anche i discorsi sulla Ruker Sambe, che è la squadra che seguiremo in Serie B, esordirà a Lecco in trasferta il prossimo 7 ottobre, in casa invece il 13 ottobre contro Urania Milano. Per il rugby invece il Benetton è stato sconfitto dagli Scarlets sabato scorso, ma è stata buona la prestazione, lo ha sottolineato un po' tutta la stampa internazionale, che ha parlato di un Benetton completamente o quasi diverso dallo scorso anno, una diversa mentalità. Adesso si sta già preparando la trasferta a Swansea contro gli Ospreys, e proprio di questo e di quello che è stata la sconfitta di sabato sentiamo Mauro Bortolami, che è il tecnico della Touche biancoverde. Eccolo. Con Marco Bortolami alla Ghirada per parlare del dopo sconfitta. Con che umore si inizia a lavorare durante la settimana? Il umore è alto, la prestazione dei ragazzi è stata molto buona, in linea con quello che ci aspettavamo prima della partita. È un peccato perché era una grossa opportunità per noi per portare a casa un'altra vittoria, però diciamo che ogni partita ha il suo andamento e sicuramente sarebbe stata una grande partita da vincere, ma non ce l'abbiamo fatta. Ci dà molta convinzione da un certo punto di vista e molta voglia di lavorare e affrontare il prossimo impegno al massimo. Che partita è stata questa? Perché tutti hanno parlato bene del Benetton. È stata una partita molto aperta, giocata da entrambe le squadre in maniera molto aperta, molto fisica,
La risposta della squadra è stata di altissimo livello, in linea con una delle migliori squadre del Pro 14, per cui ci dà molta fiducia nel lavoro che abbiamo fatto e in quello che ci aspetterà di fare nel prossimo futuro. È chiaro che l'umiltà e l'entusiasmo stanno alla base del nostro modo di lavorare, alla base delle nostre performance, per cui dobbiamo assicurarci di mantenere la linea che stiamo percorrendo. Dove bisognerà lavorare questa settimana, dove bisognerà migliorare? Migliorare nella copertura di campo degli spazi allargati, perché Ospreys è una squadra che gioca molto con i tre quarti, ha dei tre quarti molto fisici che, se lasciati ovviamente con delle opportunità, possono far male. Il nostro pacchetto di avanti è competitivo, dobbiamo aggiustare alcune cose, ma credo che abbiamo tutte le capacità e le qualità per andare a Swansea e dire la nostra. Poi ovviamente la partita dirà, il risultato sarà quello che sarà in base a quello che succederà in campo. Ogni sconfitta comunque insegna qualcosa, quindi che cosa prendete da questa sconfitta? Sì, è importante imparare dalle vittorie e dalle sconfitte. Impariamo che siamo a livello delle migliori squadre di questo campionato, impariamo che non sempre la squadra migliore vince, in quanto ritengo che fossimo noi la squadra migliore in campo. Impariamo che magari ci sono degli episodi che possono anche andarti contro, ma nel lungo termine siamo convinti che il lavoro pagherà e ci premierà, per cui manteniamo la linea che abbiamo mantenuto fino adesso e approcciamo la prossima partita nel migliore dei modi. Prossima partita che potrebbe vedere anche dei recuperi, dei giocatori che recupereranno. Sì, un ragionato turnover è importante, uno per dare l'opportunità a tutti i giocatori di dimostrare il loro valore, perché lo stanno già dimostrando nell'allenamento e ogni giocatore ha bisogno di dimostrarlo in partita e far vedere quanto bravo è. E dall'altro, per mantenere le performance alte, un giocatore a questo livello e con questo rugby può giocare 2, massimo 3 partite e poi ha bisogno di un certo tipo di recupero, un allenamento specifico per ritornare al massimo. Per cui ecco, fino a che gli infortuni ce lo concederanno, il turnover sarà un turnover ragionato, con un ragionamento dietro, i giocatori sono partecipi di questo, la fiducia reciproca è molto alta e credo che questo stia alla base poi del modo anche nostro di scendere in campo e di fidarsi gli uni degli altri. Partita sarà, perché il campo è sempre stato un po' ostico per il Benetton. Sì, è sempre stato ostico, ma questo è un Benetton diverso, per cui sicuramente scenderemo in campo a testa bassa, pronti a lavorare, sapendo che sarà durissima. Però credo che se riusciremo a portare in campo quello che abbiamo fatto fino ad oggi nel prestagione, con un approccio positivo e determinato, potremo essere della partita, per cui nessuna illusione che sarà una partita semplice, ma questa Benetton deve essere pronta ormai anche a queste sfide diverse rispetto al passato e a giocarsi le proprie chance. Si parlava di recupero, grazie intanto a Mauro Bortolami, tecnico della Touche dei biancoverdi, che ci ha analizzato la gara passata e quella futura. Si parlava di 3 rientri possibili, ovvero Brex, Bigi e Riccioni, che potrebbero piano piano rientrare nel gruppo e nella rosa. Inforco gli occhiali perché il comunicato stampa arriva da Jesolo, eccolo qui, dal ring del kickboxing di Jesolo fino al 23 settembre, vedete, al Palazzo del Turismo di Jesolo Lido si svolgeranno questi campionati del mondo di kickboxing cadetti e juniores dai 10 ai 18 anni, quindi il meglio della gioventù. La marca è tra l'altro rappresentata da 9 atleti che fanno parte della nazionale italiana. In totale in gara ci sono oltre 2000 atleti di 64 nazioni dei 5 continenti. Contiamo di parlarne anche nei prossimi giorni, naturalmente, di questa importante manifestazione jesolana. È tutto, ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento a domani con un altro spazio sportivo, sempre sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, oppure scegliete il digitale terrestre, per il momento soltanto per la provincia di Treviso, di Belluno, scusatemi, canale 813 813 del digitale terrestre. A tutti voi buona serata e buona visione.